Siamo in presenza dell'artista, di quest'opera comune. Quest'opera che filosofia ha e quale obiettivo si pone? Allora, diciamo che quest'opera nasce con l'idea di parlare e ragionare sul tempo. Quindi, diciamo, abbiamo preso questo elemento che è la pietra, che è un elemento ricorrente nel paesaggio di Tarzo, come simbolo, come archetipo del tempo, che, diciamo, non muta. L'idea è di chiedere agli abitanti di scrivere delle lettere che poi verranno inserite all'interno della scultura, diciamo chiedendo di ragionare sul loro rapporto con questo tempo, il tempo presente e il tempo futuro, quindi immaginarsi un futuro in cui queste lettere verranno aperte e diciamo comunicare la loro presenza, la loro esistenza a questo futuro. Qual è l'elemento o gli elementi che ti sono piaciuti di più di Tarso e che sono stati di ispirazione artistica? Diciamo che penso che il paesaggio sia stato uno degli elementi principali. Qua siamo in una valle protetta dall'UNESCO e diciamo queste colline, appunto le pietre presenti nelle case, soprattutto nelle case più antiche, sono state di forte ispirazione perché sono degli elementi fondanti, appunto, sulle fondamenta, però riescono a essere comunque anche esteticamente di un certo impatto e sì, diciamo questi elementi.